Sono partiti gli atleti con i migliori accrediti dei 400 uomini, protagonisti della serie numero 1. Subito in luce Isabetta Juarez, Athletic Club 96. Al comando quando mancano 200 metri al termine. Juarez poi a Macpere. Resiste Isabetta Juarez, poi a Michela Navacino. Juarez rinviene in corsia 6 Matteo Mascola della Marina Cruise Team. Tempo ufficioso del vincitore, un gran tempo, 47 e 68. Giavellotto. Continua questa sfera dei 400, intanto un altro bel lancio di Norbert Bonvecchio della padrona del Giavellotto. 7 atleti in gara, occupando le corsie dalla 2 alla 8. Avi e Giori davanti a tutti quando si presentano agli ultimi 100 metri. Adesso Alessandro Avi, Valsilana. Con il buon tempo di 50 e 87. Ottima la prova dunque per il giovane Avi, atleta junior, classe 1997, tempo ufficioso per lui 50. Partita la terza serie dei 400 metri uomini, frattanto si è concluso il giavellotto maschile. Questa terza serie velocissimo all'esterno, l'atleta del Brixen, Olain Fonseca. Tutto solo nettamente al comando Jim Olain Fonseca dell'SSPAU Brixen, in corsia 7. Non si ferma il display di campo, tempo attorno ai 51 per il vincitore.